Bersaglio il sindaco di Cala Monaci Pino Spinelli. Il presidente lascia senza passare da Montecitorio. Vagoni museo alla stazione. Ancora disagi ai templi malgrado le lamentele. Il 29 luglio si presenta l'Acragas. Buongiorno da TVA Notizie, apertura dedicata oggi alle minacce di morte giunte al sindaco di Cala Monaci. Il nostro servizio di apertura appunto è di Arturo Cantella. Una lettera contenente minacce di morte è stata recapitata a Pino Spinelli, di anni 50, sindaco di Cala Monaci, piccolo comune dell'Agrigentino di circa 1200 abitanti. Il plico non affrancato è stato ritrovato da un messo comunale proprio all'ingresso del palazzo municipale di Cala Monaci. Pino Spinelli ha immediatamente consegnato la busta alla locale stazione dei Carabinieri. La Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un'indagine nel tentativo di risalire agli autori della grave intimidazione. Pino Spinelli, che lavora come infermiere all'ospedale di Ribera, ha il primo mandato da sindaco che gli scadrà nel 2023. Si sente tranquillo del suo operato il primo cittadino di Cala Monaci, che al momento non intende rilasciare interviste per via di una certa riservatezza nella conduzione delle indagini da parte degli organi inquirenti. Da noi sentito telefonicamente, il sindaco ha dichiarato di non temere nulla, il suo operato è stato sempre limpido e trasparente, forse qualche gesto goliardico fatto da qualche buontempone. Recentemente Pino Spinelli ha organizzato diversi eventi nel suo paese, Cala Monaci, tra cui la Sagra del Pane e dei Grani Antichi, che ha coinvolto tutto il paese e ha avuto un ottimo riscontro di pubblico. Ha aderito all'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Parliamo di politica, della crisi di governo, con il comunicato emesso in mattinata dal Quirinale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Grazie. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto, come visto dal comunicato video letto dal segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti. Il capo del governo quindi si è recato stamane alla Quirinale alle 9:20 per comunicare al Presidente della Repubblica la dimissione del suo mandato. Il previsto Consiglio dei Ministri di stamani non si terrà. Mario Draghi ha già presentato le dimissioni in Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, hanno precisato dal Ministero dei Rapporti con il Parlamento, per cui non ci sarà un nuovo passaggio in quanto formalmente ha comunicato le sue decisioni ai ministri. Qualche volta anche il cuore dei banchieri centrali viene usato. Ha aperto così con questa battuta Mario Draghi la brevissima comunicazione che stamani ha riservato alla Camera dei Deputati. Grazie per il lavoro fatto insieme. Alla luce del voto espresso ieri al Senato, ha dichiarato Draghi, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni. L'Aula della Camera dei Deputati ha accolto con un lungo applauso il Presidente del Consiglio Mario Draghi, a battere le mani i deputati del centro-sinistra e anche i ministri che si sono alzati in piedi ad applaudire una lunga standing ovation. La seduta è stata quindi sospesa fino alle 12 di stamattina per attendere l'esito dell'incontro di Draghi con Mattarella. Il Presidente della Repubblica Mattarella riceverà nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale i Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione. Questo quanto reso noto in un comunicato stampa dal Quirinale. Gli appuntamenti fissati sono con la Casellati alle 16:30 e con Fico, Presidente della Camera, alle 17, su ciò che si dovrà fare. Intanto quanto sta succedendo a Roma avrà sicuramente dei risvolti in Sicilia in vista delle prossime elezioni. A dire la sua è il presidente della regione Nello Musumeci, che afferma come ora possiamo dire che avevamo ragione anche se lo facciamo con rammarico per il tempo perso appresso ai capricci ideologici del centro-sinistra.
È quindi tempo, afferma Musumeci, di ridare la parola ai cittadini, di renderli nuovamente protagonisti come richiede una sana democrazia. Gli italiani, continua Musumeci, meritano di scegliere un nuovo Parlamento e una nuova maggioranza con una coalizione vera e coesa, frutto della volontà popolare e unita da una visione chiara e condivisa del futuro, in grado di dare all'Italia un governo stabile e forte. In tale materia è intervenuto anche il parlamentare regionale di Prima l'Italia, onorevole Carmelo Pullara, che ha affermato come: se sarà confermato il ritorno alle urne per le elezioni del Parlamento nazionale, occorrerà abbinarle alle elezioni regionali, così solo agli elettori si darà un unico chiaro segnale, una direzione, pensando al necessario raccordo e sponda nazionale per il futuro del governo regionale, che ovviamente sarà di centrodestra come quello nazionale. La vicenda nazionale, conclude Pullara, sarà sicuramente a livello internazionale di sentimento comune, purtroppo non è positiva. Certamente sul piano politico regionale invece dipanerà la matassa e chiarirà finalmente i rapporti di forza, rinsaldando l'unità di intenti della coalizione di centrodestra. Ordinanza del sindaco di Agrigento per la musica ad alto volume a Lido di San Leone. A tal proposito c'è da dire che mezzanotte può sembrare presto, sicuramente smetterla alle 3 è però tardi. Allora forse bisogna trovare una via di mezzo. A proposito di disturbo della quiete pubblica, si dovrebbero tenere d'occhio gli esercizi pubblici che ritengono di poter fare quello che vogliono, come l'odiosa abitudine di sparare fuochi d'artificio in piena notte. Succede anche questo purtroppo a San Leone, ma a quanto pare la cosa lascia indifferenti le autorità e la stessa politica. L'acqua si perde per strada, ma quanto è difficile parlare con gli uffici dell'AICA. L'acqua si perde per strada e diventa difficile anche poterlo segnalare, perché chiamando gli uffici dell'AICA bisogna aspettare il proprio turno, poi se tutto va bene si arriva a segnalare il problema, ma al centralino. Ieri avremmo voluto parlare non con il centralino, appunto, ma con qualcuno dei responsabili della manutenzione, ma è stato inutile. È chiaro che non si rende un servizio di qualità, lasciando in mano tutto ai giovani operatori che fanno quello che possono, anzi di più. E così, come documentano le immagini girate ieri a Fontanelle, in via Alessio Di Giovanni, l'acqua scorre a fiumi, in un punto dove tra l'altro si è formata da alcune settimane una voragine che così rischia di allargarsi se il flusso d'acqua dovesse continuare. Questa è l'AICA. Imprenditore agricolo senza scrupoli nel Catanese. Avrebbe pagato braccianti agricoli extracomunitari con 150-200 euro al mese e chiedendo 8.000 euro per regolarizzarli. Ad intervenire sono stati i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania. L'uomo è indagato dalla procura per sfruttamento del lavoro ed estorsione. Importante donazione del Movimento Cristiano Lavoratori all'ospedale dei Bambini di Palermo. Ascoltiamo le interviste al direttore sanitario del civico Salvatore Requirez, al presidente provinciale del Movimento Giuseppe Giannuso e al direttore della medicina e chirurgia dell'ospedale di Cristina. Questo accelererà anche il processo, diciamo, poi anche di ricovero nei confronti di un bambino. Assolutamente sì, perché noi in pronto soccorso cerchiamo di fare una diagnosi più completa possibile ancora prima di trasferire i bambini nei reparti, quindi anche con la possibilità di comunicazione con wifi che abbiamo con queste macchine possiamo in tempo reale avere la consulenza cardiologica su un tracciato che facciamo immediatamente appunto in pronto soccorso. Per concludere, tecnicamente qual è appunto l'utilità di questo strumento? È un'utilità di gestione immediata al letto del paziente al momento dell'accesso al pronto soccorso, ed è fondamentale appunto perché ci permette una integrazione con gli altri reparti e con gli altri specialisti in tempo reale. Sicuramente è molto utile per quello che mi ha detto il mio amico il dottore Cipolla, ma noi l'abbiamo fatto nell'interesse di una comunità di bambini che è palermitana e non solo,
perché riteniamo che fare qualche cosa per gli altri, soprattutto per i più piccoli, sia un dono che ci gratifica più di ogni altra cosa. Quando avete deciso come associazione appunto di donare questi 3 strumenti molto importanti all'ospedale? Abbiamo deciso in seguito al ricovero in questo ospedale della mia nipotina. E ho avuto lo stimolo perché mi sono trovato in un reparto, in un posto dove ho trovato i medici con la M maiuscola che non guardavano chi sei e cosa fai nella vita, ma guardavano il bisogno dei bambini, per cui hanno trattato e trattano le persone allo stesso modo. Questa cosa mi ha stimolato a dare un piccolo contributo e, confrontandomi chiaramente col direttore, abbiamo avuto questo report positivo, ritengo, e ci siamo messi disponibili a fare questa donazione. È quindi un gesto di generosità gradito che si integra a perfezione con quelle che sono le linee e i percorsi. Nel complesso, a volte, percorso di accettazione dei piccoli malati che arrivano al pronto soccorso dell'ospedale dei bambini. Lei diceva certamente utile perché sicuramente inserendosi in dei percorsi diagnostici, terapeutici, ma ancora direi più complessivamente assistenziali, riescono a far guadagnare in termini di efficienza. Questo significa che poter disporre contemporaneamente di più strumenti così delicati e importanti per porre tempestivamente le diagnosi cliniche, anche nei quadri nosologici meno chiari, più complessi, a volte complicati da fenomenologie sintomatiche concomitanti, ecco, poter contare, poter disporre di presidi diagnostici di pronto utilizzo a volte ha un valore assolutamente non solo dirimente, ma a volte anche conclusivo. Nuovo direttore amministrativo dell'ASP di Caltanissetta. Si tratta dell'agrigentino Salvatore Iacolino. Iacolino è stato direttore amministrativo dell'ASP di Siracusa e dal 2005 al 2009 direttore generale dell'ASP di Palermo. In via Luca Crescente si continua a scavare con il semaforo diventato davvero insopportabile e nulla si muove per porre fine alla vergognosa situazione. Per il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, a lamentarsi sarebbero solo gli agrigentini. Del resto non abbiamo notizia se al coro di indignati si aggiungono anche dei forestieri, visto che i lavori in via Luca Crescente sono arrivati quasi a Porta Aurea, da dove si accede per la Valle dei Templi, luogo frequentato non solo dagli agrigentini, ovviamente. Insomma, si continua con il semaforo e con gli scavi senza minimamente tenere conto del periodo. Al sindaco viene chiesto di chiedere all'impresa di lavorare almeno il sabato per recuperare tempo e ridurre la vergogna, ma ad oggi nessuna novità al riguardo. Qualcuno ha pensato di rivolgersi al prefetto perché così come si sta procedendo è fuori da ogni logica, una cosa possibile solo dalle nostre parti. Forse è utile ricordare che ci troviamo nei pressi di Porta Quinta ed immaginiamo cosa succederà tra qualche giorno quando per far visita alla valle i turisti dovranno fare la coda al semaforo sotto il sole, ma anche a piedi dovranno stare attenti alla inevitabile confusione. Agrigento è anche questa. Vagoni museo alla stazione di Villarosa in provincia di Enna. Interessante iniziativa di un ex ferroviere. Vediamo. Ricordate le piccole stazioni disseminate tra le campagne siciliane dove il tempo sembra essersi fermato? La maggior parte di esse, a causa dei piani di riammodernamento delle ferrovie, sono ora dismesse e abbandonate. Una sorte che probabilmente sarebbe toccata anche all'ex calo merci della piccola stazione di Villarosa, a una manciata di chilometri da Enna, se non fosse stato per l'intraprendenza di Primo David, ferroviere oggi in pensione, che inizialmente ha evitato la chiusura della stazione, trasformandola in uno spazio piacevole e accogliente, e Dulcis in punto ha creato all'interno di alcuni vagoni ferroviari un vero e proprio museo etnoantropologico.
Io ero venuto qui nel maggio del 1992 per chiudere questa stazione, perché il mio compito ufficiale, allora ero un ferroviere, come capogestione dovevo chiudere e inventariare tutto quello che c'era in biglietteria. Arrivato a Villarosa si è fermato tutto dicendo che si poteva fare di più per questa comunità, coinvolgendo gli emigranti che vivono soprattutto in Belgio e in Germania. Ho fatto abilitare la biglietteria al servizio internazionale mettendo biglietti per l'estero, auto al seguito, vagone letto, un contingente di posti prenotati per i treni per Roma Termini e Milano Centrale, e da qui è scattata la molla per diventare una stazione commerciale. Sicuramente l'inizio non è stato facile, però quando ci crede in certi valori, in certi obiettivi, sicuramente prima o poi si arriva al traguardo. I vagoni sono quelli che furono usati per deportare gli ebrei da Roma a Trieste al campo di concentramento San Sabba. L'idea di allestire proprio all'interno di questi vagoni un museo è stata la volontà da parte di Primo David e dell'Associazione Culturale Amici del Treno Museo di Villarosa di trasformare un luogo di morte in un luogo di cultura e memoria per non dimenticare le atrocità, il dolore e la sofferenza della deportazione. All'interno del Treno Museo di Villarosa si ripercorre la storia del territorio, dalle miniere alla civiltà contadina, fino alla storia dell'emigrazione che nel corso degli anni ha spopolato il paese. Uno spazio particolare è dedicato al treno, con veri e propri pezzi rari che fanno la gioia di molti appassionati. Oggi il Treno Museo è il fiore all'occhiello del piccolo comune ennese, un'attrazione culturale che nel corso degli anni ha accolto circa 1 milione di visitatori, molti dei quali stranieri, soprattutto tedeschi, austriaci e francesi, con cui Primo David organizza anche dei tour rigorosamente in treno per visitare l'isola. Oggi il Treno Museo di Villarosa è diventato un simbolo nel territorio, ma soprattutto quello che è importante, l'80% dei turisti che arrivano a visitare il nostro Treno Museo arrivano tutti in treno. E questo per me è fondamentale, perché il treno è civiltà, un treno quando si sposta da un lago all'altro porta cultura, là dove c'è cultura c'è turismo, e in una terra baciata dagli dei come la Sicilia sicuramente le ferrovie hanno un ruolo importante. Ci risiamo purtroppo con i maltrattamenti nelle case di riposo. La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato 6 autori della violenza. Vediamo. Avrebbero legato gli anziani al letto e alle sedie a rotelle, somministrando in alcuni casi dei farmaci per sedarli. 6 persone sono state indagate a Palermo con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli ospiti della comunità alloggio Il Giardino delle Sterlizie di Viale Lazio. Infatti i finanzieri del comando provinciale hanno così eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti del titolare della struttura e di ben 5 operatrici. Per il titolare Valerio Alagna, di 36 anni, il GIP ha disposto il divieto di esercizio di attività imprenditoriali in strutture assistenziali o in case di riposo per anziani per 1 anno. Per gli operatori assistenziali Gaetana Montalto, 49 anni, Maria Loiacono, 59 anni, Patrizia Lamattina, 55 anni, Antonina Militello, di 42 anni, Vincenzo Cascino, di 54 anni, è scattato così il divieto di prestazione di attività professionale in strutture assistenziali o case di riposo per anziani per 1 anno. Le indagini nel corso dell'operazione Giardino Oscuro, avviate dopo la segnalazione di un ospite della comunità, sono state condotte dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria. Sarebbero numerosi gli episodi di vessazioni e angherie nei confronti degli ospiti, violenze fisiche con schiaffi, addirittura pugni e strattonamenti, offese e minacce finanche di morte. Dalle indagini è emerso inoltre che gli operatori erano soliti legare gli anziani per ore, somministrando loro in alcuni casi farmaci in misura superiore rispetto a quelle prescritte dal medico, al fine di sedarli. Le continue offese, le umiliazioni, le minacce, le percorse e le ingiurie, si legge nell'ordinanza del GIP, poste in essere nei confronti degli ospiti della struttura assistenziale, integrano il delitto di maltrattamenti, potendo certamente tali atti, per la loro intensità e abitualità, essere fonte di disagio continuo per le persone offese. Da lì l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo. Il presidente della regione, Nello Musumeci, ha visitato l'Istituto Zootecnico di Palermo.
Inaugurato a Palermo all'interno dell'Istituto Zootecnico il centro di sperimentazione preclinica, struttura cofinanziata dallo Stato e dalla Regione, che vede come partner scientifico la Fondazione Rimed. A tagliare il nastro è stato il governatore siciliano Nello Musumeci insieme al presidente di UPMC International Cook Bagosta e il presidente dell'Istituto Zootecnico Giovanni Sino. Presenti tra gli altri anche il direttore di UPMC Italia Giuseppe Dell'Acqua, il direttore dell'Ismet Angelo Luca, il direttore amministrativo di Rimed Emanuele Insigne e il direttore dell'Istituto Zootecnico Antonio Console. Il progetto nel suo complesso prevede la realizzazione di altri 2 laboratori all'Istituto Zooprofilattico e al Centro Clinico Ismet. A regime l'ISPEMI, che vuol dire Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging, avrà un ruolo fondamentale nella promozione delle attività e delle finalità degli enti fondatori, dando impulso all'attività produttiva regionale in campo biomedico e veterinario. Il governo regionale, sottolinea Musumeci, ha fortemente voluto questa iniziativa che qualifica la sanità per gli animali. Quando si fa ricerca ad alto livello, sempre un motivo di grande soddisfazione. Il progetto è alla sua fase iniziale, ma collaborare con questi enti è sempre un'occasione fruttuosa, afferma Musumeci. Con queste realtà c'è ormai un rapporto decennale che negli ultimi anni si è ulteriormente consolidato. L'Istituto Sperimentale Zootecnico e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale erano diventati solo dei centri di potere e di sottogoverno. Oggi, continua Musumeci, li abbiamo rilanciati. Vogliamo proseguire su questa strada che pone la Sicilia al primo posto in Italia in questa nuova esperienza di ricerca preclinica. La convenzione siglata oggi, afferma il presidente di Rimed Aguilanti, offre continuità e valore al progetto ESPEMI e sottolinea ancora una volta sinergia e visione comune del cluster formato da Rimed, Ismet e PUCM, la cui validità viene riconosciuta dalla regione siciliana. Il programma di formazione interdisciplinare ha permesso di formare 22 risorse tra medici, biologi, veterinari, personale tecnico e stabulaburisti. Allora, parliamo di questa iniziativa, secondo Festival del Giallo, che parte oggi, la prima delle 3 giornate. Allora, il Festival del Giallo parte oggi, dopo la bellissima esperienza dell'anno scorso. Partiamo già subito col botto con un autore di grido, Roberto Mistretta, vincitore del premio Tedeschi nel 2020, se non vado errato, curatore di Giallo Siciliano, che è un'antologia di racconti gialli fatti da 15 autori diversi, che Mistretta ha avuto l'onore e l'onere di coordinare e di mandare alle stampe. La serata proseguirà con Maria Elisa Loisi, che è una scrittrice Mondadori, che ha vinto anche lei il premio Tedeschi, quindi Giallo Mondadori. L'ha vinto nel 2021 con il canto della falena, ecco, mi sfuggiva il titolo. Purtroppo oggi abbiamo avuto una defiance perché Romano De Marco ha avuto un piccolo problema di salute e quindi non è potuto essere tra di noi. Le serate sono altre 2, come si articoleranno? Vi sono altre 2 serate, sì, si articoleranno in maniera molto semplice. Abbiamo 2 big e un esordiente, comunque stiamo parlando sempre di esordienti di valore che pubblicano con case editrici di un certo spessore. Domani come esordienti abbiamo Nino Genovese, che pubblica con i Fratelli Frilli, che è una delle case di riferimento per il giallo in Italia, mentre a seguire ci saranno 2 mostri sacri, Patrizia Rinaldi, che sarà per la prima volta da Agrigento, e Salvo Toscano, noto giornalista radiotelevisivo, lavora in Rai e ci porterà a conoscere le avventure dei fratelli Corsaro, mentre Patrizia Rinaldi ci parlerà della sua Blanca, che oramai è una serie televisiva abbastanza affermata sulla Rai.
La terza serata invece avremo Michele Rondelli che parlerà della più grande strage mineraria occorsa nel nostro paese, a Casteltermini, e poi a seguire ci sarà il re italiano del thriller, Marcello Simoni, il re italiano del giallo, che ormai è Gaetano Savattelli, che è stato consacrato da tutti come uno dei degni eredi del maestro Camilleri. Ecco, parliamone appunto di questo secondo festival, secondo appuntamento, 3 giorni intensi, Agrigento Noir. Ecco, perché avete scelto questo titolo? E allora sono davvero 3 giorni intensissimi ai quali parteciperanno davvero degli autori di livello per tutte e 3 le serate. Agrigento Noir è un simbolo che fa parte appunto di un lancio che la Sicilia sta avendo nel campo del romanzo giallo, proprio perché la Sicilia è la terra dei contrasti, delle contraddizioni, in cui l'inciviltà a volte si scontra con quella che è appunto la civiltà rappresentata dalle autorità, dai carabinieri o dalla polizia, che la fanno da padrone all'interno dei romanzi. Chi parteciperà a queste serate potrà viaggiare con la mente e anche con la fantasia, proprio perché gli autori ci regalano degli scenari straordinari, straordinariamente belli, meravigliosamente descritti, e posso anche dire che in forma di prosa si fa della poesia, quindi vi aspettiamo numerosi per partecipare a questo bellissimo festival. Un'iniziativa iniziata oggi che si snoda durante 3 giorni con la presenza di diversi e qualificati autori proprio qui al Palazzo dei Filippini. Sì, l'abbiamo voluta. Siamo riusciti nel nostro intento a far arrivare qui ben 9 autori da tutta Italia, non solo siciliani. Il palazzo, questo Collegio dei Filippini, è una sede istituzionale molto qualificata e molto qualificante. Chiunque sta venendo oggi qui è già di ospiti, i primi ospiti stanno rimanendo incantati da questa location. Agrigento offre tanti scorci molto belli, molti non li conoscono, soprattutto nel suo centro storico molti non lo conoscono. Il giallo è il genere più venduto in Italia, e quindi ad Agrigento mancava un festival del giallo e speriamo che ci sia un seguito anche nei prossimi anni. Lei ha una libreria molto fornita, ecco, come libreria ormai ce ne sono poche un po' in tutto il territorio siciliano. Qual è il grado di acquisizione della lettura dei libri nella nostra città? Allora, grazie alla nuova classe docente molto giovane che ha avvicinato i giovani, gli alunni delle scuole medie e anche medie superiori alla lettura, l'età media si è abbassata molto di lettori. Questo garantisce per il futuro e diciamo che le scelte sono molto variegate, come dicevo poco fa, di più il giallo, però i ragazzi amano il fantasy, amano sognare ancora oggi, e quindi dico, a Agrigento ancora ci siamo ben 5 librerie e quindi non è vero che ce ne sono poche per la popolazione che è, anzi ce ne siamo forse il giusto, ecco, e quindi va bene così. Il libro che va per la maggiore in estate qual è? Per ora ci sono il libro che va tantissimo per i ragazzi è Fabbricante di lacrime, per i più maturi, per gli adulti, è il libro che è Spatriati, che è quello che ha vinto il premio Strega. Festival del Giallo, una organizzazione assolutamente di prim'ordine per presentazione di libri che hanno sicuramente un fascino particolare come quello appunto del giallo. Devo essere sincero, in questa cornice così bella come il Palazzo dei Filippini, il fatto che si sia ripresa per questa seconda edizione delle presentazioni così importanti in questo luogo così magico naturalmente ci inorgoglisce come amministrazione comunale, ma soprattutto cogliamo l'occasione per ringraziare anche gli organizzatori, Alessandro Accurso Tagano, di aver scelto appunto questo luogo per queste presentazioni così particolari. Un momento di confronto, ma anche di presentazione, ma anche e soprattutto di promozione della nostra città. Ci sarà un cartellone estivo da parte del Comune di Agrigento quest'anno? Sicuramente sì, siamo
stiamo affrontando insieme all'assessore Ciulla un cartellone estivo, ci saranno tantissimi eventi ad Agrigento, non soltanto organizzati dal Comune ma anche dai privati che stanno facendo un lavoro veramente egregio e a cui va naturalmente il nostro ringraziamento per investire sulla nostra città. Ecco, parliamo di questo evento. Oggi lei è tra i primi ospiti che presenterà il suo libro Il canto della falena. Ecco, di questa iniziativa cosa ne pensa e perché leggere il suo libro? Penso che questi festival siano importantissimi per fare anche rete in tutto il territorio. Ho letto che c'è un bellissimo gemellaggio tra l'Agrigento Noir e anche il Castroreale Festival e quindi immagino che sia molto interessante girare tutti questi festival, è un modo per riscoprire i posti della Sicilia, nelle nostre bellissime città e anche fare cultura. Il mio è un giallo giudiziario. La protagonista si chiama Ilia Moncada, è un avvocato penalista come me, sono avvocata anch'io. In un paesino dell'Etna viene ritrovato il cadavere di un commercialista e viene imputata di questo omicidio la moglie Speranza Barone e da qui la mia protagonista, che è un avvocato, cercherà di difendere questa donna. È un libro in condominio perché io sono il curatore di questa antologia, Giallo Siciliano, che raccoglie i racconti di 15 tra autori e autrici. È un viaggio all'insegna del giallo della nostra bella isola che parte da Palermo ma arriva a Messina, scende a Catania, gira da Ragusa a Siracusa e arriva ad Agrigento, a Naro e anche nella Valle del Platani dove ha vissuto Salvatore Quasimodo. È un viaggio nel giallo siciliano ma c'è anche molta cultura, c'è anche la nostra cucina, l'atmosfera e come amo dire io, il lettore si troverà a vivere un viaggio in Sicilia dalla Sicilia di Cicerone alla Sicilia dei giorni nostri. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Si recuperano i mosaici di Villa Romana con il cantiere visitabile. Arturo Cantella. È tornata alla vita da poche settimane, il pubblico lo sta scoprendo, è la Domus Romana nella baia tra Punta Pincola e Punta Grande, tra Porto Empedocle e Realmonte. C'è un motivo in più per visitarla, sarà infatti possibile osservare da vicinissimo i gesti attenti e la cura puntigliosa con cui i restauratori stanno recuperando i mosaici, il pavimento di età imperiale, gli ambienti delle terme, insomma un passo avanti verso la valorizzazione completa di un sito straordinario che ancora non fa parte dei circuiti turistici ma che si candida facilmente ad area archeologica tra le più suggestive della costa agrigentina. Ecco così che il cantiere di restauro viene aperto al pubblico che affianca i percorsi di visita attentamente organizzati per permettere ai visitatori di apprezzare da vicino l'estrema accuratezza dei maestri mosaicisti dell'antichità che hanno realizzato i paventi in opus tassellatum. In particolare si potranno osservare da vicino i due vani identificati come afodeterium, cioè spogliatoio, che dalle stanze private introducevano al percorso termale classico dell'età romana. Sono mosaici di rara bellezza, in uno è protagonista il dio Nettuno, nell'altro il mostro Scilla, resi singolari da tessere colorate che ne tracciano le forme. Attorno alle figure mitologiche e mostri marini si rincorrono, definite con grande cura, inserite al centro tappeti musici bicromatici, delimitati da ricche fasce a motivi geometrici, vegetali e animali. Quindi la presenza di due camere con lo stesso uso, riservate di certo a un pubblico ristretto, rimanda alla volontà del Dominus di creare percorsi distinti per uomini e donne. L'iniziativa del cantiere aperto, che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione e fruizione dei siti archeologici del territorio, è di competenza del Parco della Valle dei Templi ed è un primo passo verso il coinvolgimento del pubblico, un modo nuovo per comunicare la conservazione. La scelta del restauro a cantiere aperto, ha commentato il direttore del parco Roberto Sciarratta, si rivela quindi particolarmente efficace come pratica di divulgazione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio archeologico. Osservare dal vivo il lavoro dei professionisti, continua il direttore Roberto Sciarratta, cresce nei visitatori la consapevolezza della complessità attesa alla conservazione e alla tutela. È solo un'anteprima di un programma di visita ai cantieri di restauro con cui il parco intende favorire la partecipazione
e l'informazione sull'incessante opera di salvaguardia del patrimonio archeologico che non finisce mai di svelare e di sorprendere. Francesco Pira, neopresidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Oggi si rinnova un importante protocollo d'intesa, un accordo commerciale tra il Lions Club Agrigento Valle dei Templi e il centro commerciale. Sì, è un accordo di solidarietà, è un protocollo d'intesa in cui noi riconsideriamo tutto quello che di positivo è stato fatto l'anno scorso. È un protocollo d'intesa firmato dalla Presidente uscente, professoressa Iacona, che noi rinnoviamo con immenso piacere. Un protocollo d'intesa che tra l'altro ha generato in tutta Italia anche altri protocolli che permettono la collaborazione con il Lions Club, e noi come Lions Club Valle dei Templi abbiamo già fatto tante attività, tante ne faremo quest'anno, nel segno della solidarietà, nel segno di un territorio che ha necessità di servizi che noi proveremo a dare con tutto il nostro impegno e anche con tutta la nostra passione. Quindi si rinnova questo protocollo d'intesa fra il centro commerciale Valle dei Templi e il Lions Club, con finalità sicuramente di alto livello e di grande qualità sul riserve, come è il motto del Lions. Esatto, si rinnova il protocollo d'intesa con i Lions Valle dei Templi. C'è veramente un grande piacere per questo rinnovo, perché abbiamo fatto dei tester durante l'anno grazie alla professoressa Maria Assunta Iacona, e questo ci ha portato appunto al rinnovo. Questo a noi fa molto piacere, perché il centro commerciale non è solo un luogo di shopping ma anche un luogo di servizi, e quale miglior partner dei Lions per poter portare questo servizio al territorio. Con nuovi progetti, nuove idee, e adesso abbiamo il nuovo presidente entrante, il professore Pira, che avremo modo di poter collaborare e presentare naturalmente delle attività innovative sia a livello di servizi sui beni della persona, ma anche a livello proprio scolastico. Oggi abbiamo visto il rinnovo della convenzione, una convenzione che è iniziata con la sua presidenza. Sì, oggi con il centro commerciale Valle dei Templi abbiamo rinnovato il nostro protocollo d'intesa avviato l'anno scorso. Sarà un altro anno interessante, poiché i risultati positivi, il grande senso di responsabilità che ci ha accomunato nel raggiungimento degli obiettivi sociali varati appunto al beneficio di quello che è la comunità, ci hanno portato ancora una volta a sancire un protocollo d'intesa che nel tempo speriamo di poter sempre rinnovare. È tutto pronto per lo Stretto Pride a Messina. Vediamo. È un momento nel quale non soltanto si vuole cercare di sensibilizzare la comunità, e la comunità si vuole unire per fare delle richieste, che sono delle richieste assolutamente chiare, palesi, e che dovrebbero essere ovvie in una società civile, o che si vuole definire tale, a partire dalla richiesta che il legislatore normi rispetto ad alcuni temi che sono assolutamente fondamentali. In piazza per un momento di festa, ma c'è chi continua a contestare, spesso leggiamo sui social, e accade anche in queste circostanze, di commenti non certo belli all'indirizzo di chi comunque esprime il proprio modo di essere. Ecco, hai detto benissimo, il proprio modo di essere, perché il Pride vuole essere proprio una festa, è un movimento importante quello che si vuole creare attorno a questa festa, nella quale al centro c'è l'individuo e la libertà di essere, che è la cosa più importante di tutte. C'è chi lo etichetta esclusivamente come un momento nel quale rivendicare la propria identità sessuale, ma non è così, e questo è anche parlare di identità di genere, è anche parlare di diritti a 360 gradi, io dico sempre anche parlare di famiglia, è parlare di tutto, è parlare di una società migliore che noi vogliamo andare a costruire, e dovrebbe essere un interesse di tutti. È chiaro che c'è chi può non approvare le modalità, chi non condivide questo tipo di battaglie, tutto è assolutamente libero nella misura in cui si tratta di un semplice dialogo, un diritto di espressione, ma la libertà di esprimere la propria opinione si ferma nel momento in cui questa non è più una libera espressione di opinione, ma diventa una volontà di discriminare, una volontà di offendere, e non è soltanto il ferirti con le parole sgradevoli che ti posso rivolgere, ma è uno spaventarti, perché la paura è reale, la paura di chi si sente minacciato da quelle parole, che talvolta
volta si traducono anche in atteggiamenti, in comportamenti, in atti persecutori, è un dato di fatto e lo leggiamo anche nelle pagine di cronaca dei nostri giornali, locali, nazionali, e questa è una cosa che va assolutamente fermata. Io dico con le armi e con i denti, ma sono armi belle perché sono armi di pace, perché una parata come questa è un'arma importante, è un'arma fondamentale, soprattutto quando le istituzioni, tra l'altro, ti vengono incontro e ti dicono io ci sono, e questa è una cosa importante, lo ha fatto il Comune, lo sta facendo l'Università di Messina, è veramente importante che si espongano in questo senso. Sono armi pulite, sono armi belle, sono armi di pace. Il nostro claim è un mare di pace e questo è quello che noi desideriamo, un mare di pace verso una società migliore, mi sembra il minimo. Temi che ancora devono entrare, devono essere forse meglio sviluppati nella vita di ogni giorno. No, io ho un sacco di amici gay, però, ecco, quando c'è quel però, è uno degli elementi più disturbanti in assoluto, perché la cosa più preoccupante di tutte, secondo me, è proprio il pregiudizio nascosto da questa falsa ipocrisia assurda che in tantissimi hanno e della quale probabilmente si autoconvincono. E in tanti hanno scritto in questi giorni, va bene, sì, ma reclamare diritti, però poi alla fine c'è il caro benzina, la qualità della vita e questo e quell'altro. Ma scherziamo, ragazzi, cioè stiamo parlando di diritti, stiamo parlando di persone, stiamo parlando di me, di te, dei nostri figli, dei nostri fratelli, dei nostri cugini, di tutti. Come si può dire prima questo, poi pensiamo ad altro che è meno importante? Come fa ad essere meno importante la serenità, la vivibilità, un mondo decente per una persona che si sente discriminata, perseguitata, offesa, messa all'angolo e ghettizzata? Non c'è niente che possa essere definito più importante della vita serena di un cittadino. E restiamo nel messinese per la cittadinanza onoraria di San Mauro Castelverde al presidente della regione Nello Musumeci. Presidente, da questo momento lei è maurino, cioè cittadino di San Mauro Castelverde. Sono onorato di esserlo perché questa è una comunità che si è saputa riscattare, ha rimosso luoghi comuni assai dannosi nel tempo, all'immagine di una città che invece è fatta di laboriosi lavoratori, di gente che non si è mai arresa, ed oggi San Mauro è una delle cittadine più accoglienti di questa area della Sicilia, merito degli amministratori che si sono avvicendati negli ultimi anni, lasciatemelo dire, merito dell'amministrazione attuale che ha puntato sulla riqualificazione dei servizi, sul decoro urbano, sulla efficienza e sulla onestà, perché la trasparenza della pubblica amministrazione non deve essere sempre data solo per scontata. Sembrava solamente un sogno, invece è diventato concreto. Sì, bisogna inseguire i sogni perché diventino realtà. E noi abbiamo sognato assieme al sindaco Venutilla, assieme all'amministrazione, assieme al consiglio comunale, la riqualificazione della rete viaria, che non è di competenza della regione. Qui è diventato quasi un atto dovuto perché non si può pensare al progresso di una comunità, peraltro montana, senza una viabilità adeguata ed efficiente, senza una accessibilità degna di questo secolo. Presidente, siamo a una... Con l'assessore Fattore abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e non soltanto qui. Stavo dicendo, siamo a una svolta della sua presidenza. Quanto è soddisfatto? Quanto è soddisfatto? Sono soddisfatto al 100% perché abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Se non avessimo avuto la pandemia, 2 anni drammatici, avremmo raggiunto il 150%. Ma con la burocrazia così lenta bastano 5 anni per i progetti? La burocrazia non si cambia in 5 anni, sono processi lenti ma inesorabili e non tutta la burocrazia è da condannare. C'è una parte che sa lavorare con competenza, con impegno ed è quella che noi vorremmo premiare. Ecco perché siamo per la meritocrazia. Siamo allo sport. Venerdì 29 luglio sarà presentata ai tifosi alla stampa la squadra dell'Acragas. L'appuntamento è alle 19:30 presso il lido La Baia del Caos a Porto Empedocle.
Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.